Esclusivo. Il Napoli punta Mauro Icardi. Il fuoriclasse argentino è in arrivo? Tifosi del Napoli, preparatevi. Una notizia bollente è appena arrivata e potrebbe cambiare le sorti del nostro attacco. Mauro Icardi, il bomber argentino che attualmente brilla nel Galatasaray, è nel mirino del Napoli. Sì, avete capito bene. Icardi, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel mondo del calcio, è uno dei candidati per indossare la nostra maglia. Ma passiamo ai numeri che impressionano. Da quando è arrivato in Turchia, Icardi ha dimostrato il motivo per cui è considerato uno dei migliori finalizzatori del calcio attuale. Ha giocato 78 partite, segnato 55 gol e fornito 20 assist. Non solo mette la palla in rete, ma crea anche occasioni per i compagni di squadra. Con questi numeri è facile capire perché c'è tanto entusiasmo riguardo a un possibile trasferimento al Napoli. La domanda che tutti si pongono: il Galatasaray è disposto a rinunciare al suo bomber? Sappiamo che Icardi ha un contratto con il club turco fino al 2026, il che significa che il Napoli dovrà fare un'offerta molto allettante per convincere il Galatasaray a cedere la sua stella. Inoltre, la concorrenza di altri club europei potrebbe rendere questa trattativa ancora più complicata. Ma non fatevi illusioni. La dirigenza del Napoli è determinata a rafforzare la squadra e portare un nome di peso per la prossima stagione. Se ricordate, Icardi ha già avuto una parentesi di successo al PSG. Ha disputato 92 partite con 45 partecipazioni dirette ai gol. Ma, nonostante i buoni numeri, l'attaccante ha lasciato la squadra francese e ha trovato nel Galatasaray l'ambiente perfetto per brillare. Ora, le aspettative dei tifosi sono alte. Vedremo Icardi allo stadio Diego Armando Maradona, indossando la nostra maglia azzurra? La risposta è nelle mani delle trattative che, secondo le fonti, sono appena iniziate. La finestra di mercato è sempre piena di sorprese e questa potrebbe essere una delle più grandi per il Napoli. Restate sintonizzati sul canale per ulteriori aggiornamenti.